Tosto, tosto, greco, era capitato e è stata dura, però si sopravvive, ecco. E quest'anno senza prova scritta come lo vede? Non è più semplice secondo me per i ragazzi, sarà tosta anche così. E comunque c'è un background emotivo non indifferente, quindi in bocca al lupo, ecco, a tutti quanti. Tantissima ansia, tantissima, Ehm, però c'era anche quell'emozione positiva, che ricordo proprio un senso di liberazione, come dire, di aver conquistato, aver concluso i 5 anni. Che maturità ha fatto? Ho fatto la maturità linguistica. La notte prima degli esami si dorme? La notte prima degli esami. Sì, però mi ero fatto un beverone di melissa, se ricordo bene. Un beverone di melissa e poi sì, avevo dormito. Io avevo dormito, però è sempre un po' il pensiero, un po'. Dai, sicuramente però si farà tutto e andrà sicuramente bene. Che maturità aveva fatto? Io avevo fatto la maturità alberghiero, quindi dai, però tosto, ma si fa. L'esame di maturità è stato tranquillissimo. Sì, non sono andato particolarmente bene, ma senza problemi. Questo esame 2020 lei come lo vede? Beh, è un po' complicato per i ragazzi. Secondo me si porteranno dietro purtroppo questa situazione. Da ex insegnante, perché ho fatto anche l'insegnante, credo che non sarà facile, si pensa sempre ai ragazzi, non sarà facile per i docenti. Credo che sia abbastanza frustrante, come lo è stato del resto tutto quello che è stato fatto quest'anno e per fortuna comunque è stato fatto. È un ricordo stupendo, emozionante naturalmente, perché c'è quell'ansia, no? di mettersi alla prova, però è un ricordo meraviglioso, lo vorrei rifare. Ascolti, il tema se lo ricorda su che cosa fa? Allora è il tema di italiano, è passato un po' di anni, sa, però sicuramente era di letteratura. Mi ricordo che c'era il tema dell'amore, però ero innamorata e quindi ho toccato nella banalità e quindi avevo fatto la coscienza di Zeno, era la prima traccia, era sulla memoria di Zeno, sì. Che però non era andato benissimo, quindi forse era meglio se avessi fatto il tema dell'amore. Ai ragazzi facciamo un in bocca al lupo. Certo, in bocca al lupo, fortissimo, grande e di ricordarselo questo esame, perché questo è più particolare degli altri.